Assessore Cristiano Sciaurli, la giornata è iniziata con il sopralluogo del tratto costiero tra i paesi di Contovello, Prosecco e Santa Croce, interessato da un importante intervento del Consorzio di Bonifica Isontina. Qual è stato il ruolo della Regione? Il ruolo della Regione è stata insieme al Consorzio, ma credo anche insieme al territorio, di individuare quelli che erano le priorità e di velocizzare i lavori. Abbiamo visto che con oltre milioni di euro siamo riusciti a mettere in sicurezza la strada ed avviare un percorso di irrigazione moderna anche per la zona dei Pastini. Abbiamo stanziato in assestamento in questi giorni altri 300.000 euro che ci permetteranno di finire di completare i lavori, quindi credo un investimento importante fatto grazie alle maestranze del Consorzio, ma che avrà un grandissimo impatto sia dal punto di vista agricolo, ma io penso anche dal punto di vista turistico, data la zona di una bellezza unica che abbiamo visto. Vicino a questo dobbiamo ricordare che c'è stato anche un grande lavoro del servizio a manutenzioni montane della regione Friuli Venezia Giulia, che ha sistemato tutti i sentieri che da Prosecco scendono verso il mare e verso Milamare, quindi unendo ovviamente la parte agricola anche alla parte turistica e alla possibilità di fruire al meglio questi luoghi.